È stata scelta Agrigento per celebrare la festa della primavera 2017 organizzata dall'associazione Casa Famiglia Rosetta che si occupa del disagio in tutte le sue sfaccettature. La nostra associazione Casa Famiglia Rosetta ogni anno si propone in una località della Sicilia di presentare sia l'associazione in sé che di cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle tossicodipendenze e del disagio in genere. Noi abbiamo varie strutture. Quest'anno abbiamo scelto come luogo per fare questa rappresentazione, questa diciamo, dimostrazione Agrigento, che si svolgerà dal 26, da domenica, e concluderemo il tutto il 31 con una sfilata per via Atenea e poi al Teatro Pirandello. Sono coinvolte in queste manifestazioni sia le ASP che il Tribunale, che l'università e le scuole e poi principalmente le parrocchie. Abbiamo anche la disponibilità del Cardinale che ci onorerà della sua presenza il giorno della finale della sfilata. La festa della primavera è un tempo dedicato alla sensibilizzazione dei territori e alla prevenzione. La prevenzione in modo particolare dalle dipendenze patologiche, visto che il tema principale è fornire alla cittadinanza, dove noi praticamente scegliamo di, come dire, avvicinare, a sensibilizzarsi sulla qualità della vita.